Riaperta la provinciale 227 per Portofino, ripristinato il manto stradale a Paraggi. Dopo la voragine che si era aperta, il sindaco del borgo rilancia la richiesta di una viabilità alternativa. Bilancio positivo per la 159esima edizione della mostra del Tiguglio. Festa del lavoro, nel Tiguglio i dati non sono positivi, una persona su due è senza un impiego, alta la disoccupazione giovanile che arriva al 35%. Giovani poco informati e notizie di scarsa qualità sono gli aspetti da combattere per i mezzi di comunicazione locali. TV, radio e giornali sono chiamati ad un ruolo di educazione tutt'altro che marginale. Torna in attivo il bilancio di Marina Chiavari, la società del comune che gestisce il porto e la sosta a pagamento. Iniziano lunedì i lavori di completamento sulla strada provinciale 227 verso Portofino. Nel tratto ripristinato saranno rifatti marciapiedi, passerelle e le opere di contenimento a monte. A servizio delle persone più bisognose, il Banco Alimentare compie 30 anni, i dati confermano la povertà assoluta aumenta e coinvolge sempre più famiglie con bambini. Iniziati a Zoagli i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente, sbloccati i 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, ne serviranno il doppio per rifare la passeggiata di Levante. Giulio Romano, discepolo prediletto di Raffaello, al centro della prima conferenza della stagione della Galleria Rizzi di Sestri Levante. Firmata la Carta di Assisi, primo manifesto contro i muri mediatici per un giornalismo di pace. A Genova incontro su democrazia e informazione in occasione della giornata della libertà di stampa. Foto Mariuccia, una storia di una donna che ha percorso i tempi, presentato a Chiavari il volume che parla di una dinastia di fotografi legati all'edizione del Levante del secolo XIX. Tempo di bilanci consuntivi, Sestri Levante vara il consuntivo 2018 con una riduzione della spesa e il calo dei mutui. A Chiavari bilancio in ottima salute, 23 milioni di euro di fondo cassa e 19 milioni di avanzo. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo a Portofino dove si è concluso a tempo record l'intervento di ripristino della carreggiata in località Paraggi. Una voragine si era aperta bloccando il traffico. E poi parleremo anche del bilancio positivo della 159esima edizione della mostra del Tiguglio che si è svolta a Chiavari. Vediamo i servizi. Massi della Valgraveglia e cemento per riempire la grossa voragine di 50 metri cubi che si è venuta ad aprire domenica pomeriggio al centro della provinciale 227 per Portofino. Questa volta è il tratto dopo l'abitato di Paraggi verso il borgo ad essere stato interessato dal cedimento. Fortunatamente non ci sono state interruzioni all'erogazione di acqua e di gas, le cui condutture non sono state danneggiate. Secondo quanto accertato dai tecnici, il cratere, lungo circa 4 metri e largo 3, potrebbe essersi creato a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da monte e non per gli effetti della mareggiata che ha devastato la strada nell'ottobre scorso. Fatto sta comunque che ieri pomeriggio in un paese in festa per il patrono San Giorgio l'interruzione ha creato non pochi problemi, risolti poi parzialmente con la posa di assi di legno che hanno permesso il ritorno del traffico a senso unico alternato fino al ripristino completo avviato questa mattina. Qui il fenomeno è un po' questo, che di nuovo si è sifonato da valle il materiale, quindi si è creato questa voragine. L'intervento è come quello degli altri, quindi come vedete stanno riempendo di massi e cemento in modo tale da ripristinare al più presto la viabilità. Nelle prossime ore è prevista un'ispezione con il georadar lungo tutta la provinciale per capire e individuare se ci possano essere situazioni potenzialmente simili. Sul posto questa mattina per assistere ai lavori i rappresentanti di Regione Liguria, Città Metropolitana e delle amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Da parte del sindaco del borgo il ringraziamento ancora una volta per la rapidità dell'intervento di ripristino e l'appello affinché si lavori al più presto per individuare ipotesi di una viabilità alternativa. L'idea che è venuta fuori nell'inverno di avere un'altra viabilità su Portofino penso che sia una cosa concreta che è da fare, da portare portare avanti questo progetto e realizzarlo
non sarà una cosa che si realizza in pochi anni, ma sarà da fare perché sarà questo tunnel tra Portofino e Paraggi, poi forse su Santa Margherita e Rapallo, credo che sia una cosa fondamentale per il Tigullio e sicuramente lavoreremo tutti insieme per realizzarlo. Questa strada qua diventerebbe una strada pedonale, una strada ciclabile, come quest'inverno nell'emergenza si è vissuta solo ad uso pedonale, diciamo che potrebbe essere anche una bella cosa dal punto di vista turistico. Una scommessa vinta, il ritorno della Mostra del Tigullio nel cuore del centro storico di Chiavari, a pochi passi dalla sede della società economica, è stata apprezzata e premiata dai visitatori che nei 4 giorni di apertura hanno affollato via Rivarola, via Vecchie Mura, lo spazio espositivo della Sala Ghio Schiffini, ma soprattutto Piazza Fenice e il giardino dei lettori della biblioteca. Questi ultimi 2 in particolare sono stati i luoghi i cui palcoscenici hanno saputo ospitare al meglio i concerti, gli spettacoli e i momenti di incontro culturale che hanno arricchito questa 159esima edizione della mostra dedicata all'artigianato, all'arte e alle produzioni di qualità. Questa esperienza di riportare al centro la Mostra del Tigullio vicino alla nostra sede storica, nella quale abbiamo insieme al pubblico riscoperto anche la bellezza di un giardino che abbiamo riqualificato anche con l'intervento delle Belle Arti, per una fruizione che ufficialmente è per la biblioteca all'aperto dei giovani, ma anche per altre cose che ci sono venute in mente. E poi questa piazza che vorremmo evidenziare per l'ennesima volta quanto sia la piazza di Chiavari nella quale fare questo tipo di esposizioni, di momenti di incontro, di condivisione, perché ha un po' del magico, è una specie di anfiteatro che riflette la voce degli attori con una grande acustica. I responsabili della società economica nei prossimi giorni hanno chiesto di incontrare l'amministrazione di Chiavari per un confronto sulla manifestazione appena conclusasi, ma anche per porre le basi per quella che sarà l'edizione numero 160 e che dovrà essere ancora più speciale. L'esperienza in questi ultimi anni è cresciuta qualitativamente anche grazie al lavoro della squadra che ne ha curato tutti gli aspetti. Io non dimentico il lavoro che è stato fatto in primis dall'assessore Casaretto, che è delegata appunto agli eventi, ma anche dal gruppo storico che la sta affiancando per preparare questa manifestazione e gestirla. Con il 1° maggio si è celebrata la festa del lavoro, abbiamo fatto il punto sulla situazione per quanto riguarda il nostro comprensorio e poi abbiamo parlato di informazione perché si sta svolgendo a Chiavari una mostra dedicata ai 60 anni dell'edizione del Levante del secolo XIX, diversi gli spunti di dibattito e di riflessione. Vediamo. Qual è la situazione dei dati per il mondo del lavoro che riguarda il nostro territorio, il Tigullio? Su una popolazione di oltre 150.000 persone, sostanzialmente le persone attive che lavorano sono 74.000. Il cosiddetto tasso di occupazione è un tasso di occupazione che è ben al di sotto del 50%. Disoccupazione come va? Tra i 13 e 14.000 disoccupati che ci sono qua sul nostro comprensorio, la percentuale dei disoccupati della disoccupazione giovanile si attesta intorno al 35%, quindi una disoccupazione alta. Quali sono i settori che trainano e quelli invece che soffrono? Ma diciamo che qua tra il 23 e il 25% della forza lavoro lavora ancora nella piccola e media industria, perché qui insomma soprattutto nell'entroterra abbiamo un tessuto che è forte. In questo momento c'è la situazione difficile per quello che riguarda l'Europa e anche l'Italia nel settore della produzione manifatturiera, soprattutto legata al mondo dell'auto, e quindi anche nel nostro territorio ci sono parecchie aziende significative che lavorano con le imprese automobilistiche e ne risentono. Avremo, penso, in prospettiva futura anche dei periodi di cassa integrazione. Turismo? Soffre sostanzialmente la stagionalità da una parte e dall'altra anche purtroppo una situazione che noi segnaliamo da qualche anno di lavoratori sottopagati. Anche ultimamente c'è questa grossa occasione che sarebbe di far diventare il Tigullio parco nazionale a livello nazionale, sarebbe una grossa attrattiva, cioè si supererebbe anche la stagionalità.
Però noto con un certo sconcerto che su questa possibilità di diventare il Tiguglio, quindi non solo Portofino, parco nazionale, c'è una certa ritrosia da parte delle amministrazioni comunali e credo anche dei partiti politici, ma non riesco a capire perché. Difendere la qualità e attirare i giovani sono le sfide dell'informazione locale che guarda al futuro mentre celebra i ricordi. La redazione levantina del secolo XIX compie 60 anni, Radio Aldebaran 40. Nonostante il calo di vendite, ascolti e pubblicità, oggi più che mai notizie di qualità sono necessarie e possono fare la differenza rispetto a quanto si trova sui social. L'approfondimento deve poter contrastare l'informazione di superficie. Chi fa giornalista comunque non può prendere una informazione e buttarla sui social così per vedere che effetto che fa. Dobbiamo sempre controllarla, accertare, fare una verifica, fare una seconda, e questo è però quello che fa la differenza con l'informazione vera. I giovani purtroppo leggono poco, smanettano sui cellulari, si fermano ai titoli, sanno tanto di ciò che succede nel mondo, ma non di quello che avviene nel loro comune, magari fatti decisivi per il proprio futuro. Il nodo centrale è come fare a raggiungere il pubblico giovanile. Questa è la sfida vera dell'informazione, perché come dicevo prima, i ragazzi leggono pochissimo sul cartaceo e poco in generale per quello che riguarda l'informazione. Però io credo che la domanda di informazione non potrà calare in futuro, perché noi abbiamo comunque bisogno di essere informati per sapere, per capire, per interpretare la realtà che ci circonda. Per dare una svolta occorre forse tornare ad un'educazione di base. Quanta gente dice vediamo cosa è successo e cosa apre Facebook e va a girare su Facebook, dove ritrova i ceti. Ecco, e a volte trova i ceti proprio di basso livello anche, no? Però questo magari ti satura l'attenzione, poi non hai più il desiderio di approfondire. Allora qua credo che sia un aspetto dell'educazione della persona, no? Quella di dire usa bene il tuo tempo. A scuola abbiamo fatto quest'anno un progetto, un PON, che si chiama Radio Days. Noi abbiamo proposto la radio e la televisione in 15 incontri con i ragazzi e ho visto veramente una grandissima voglia e una grandissima attenzione verso i due mezzi. Quindi questo mi ha fatto riflettere sul fatto che se noi passiamo attraverso questo potremmo iniziare una fase di rieducazione alla lettura, alla fruizione del mezzo radiofonico, alla fruizione del mezzo televisivo, perché abbiamo dei ragazzi bravissimi. Siamo alla giornata di giovedì per la politica amministrativa, abbiamo parlato del bilancio di Marina Chiavari, la realtà del comune che gestisce il porto turistico, ma anche dall'autunno scorso la sosta a pagamento, un bilancio che torna inattivo. Parleremo poi anche dei lavori che dovranno riprendere a Portofino sulla provinciale 227 per completare il tratto distrutto dalla mareggiata, ma anche tutta la rete dei sottoservizi. Facciamo il punto. Torna inattivo il bilancio di Marina Chiavari, la società controllata dal comune che gestisce il porto turistico e da settembre 2018 la sosta a pagamento in città. Il 2018 ha riportato infatti il segno più negli utili, 5.289 euro l'avanzo annuale, e nei margini operativi, più 12.370 euro, a fronte di ricavi di poco superiori al milione di euro. Tra i punti di forza del 2018 c'è stata la piena occupazione dei 460 ormeggi per ricavi di 717.000 euro, più 5,40% di aumento rispetto all'anno precedente. Siamo arrivati ad avere tutti gli ormeggi pieni, non abbiamo neanche più un posto barca libero. Questo non è da considerare il fatto delle mareggiate che sono successe nel Tiguglio, perché quelle che ci hanno chiesto i posti avevano una metratura che il nostro porto non poteva ospitare. Non sono mancati gli interventi strutturali con la manutenzione straordinaria dei pontili, una nuova segnaletica orizzontale, lampioni a LED e il restyling di tutte le colonnine erogatrici di acqua e corrente. Prossimamente verrà dato incarico per l'individuazione del punto di fonda al largo del porto di Chiavari per permettere l'attracco delle navi da crociera, mentre si sta lavorando per arrivare al collaudo definitivo di tutte le opere legate all'ampliamento. Siamo a buon punto per il collaudo, diciamo che siamo quasi addirittura d'arrivo. Abbiamo fatto molti lavori soprattutto sulla sicurezza, abbiamo messo 2 torri faro nella zona F. Da settembre infine Marina Chiavari ha anche in gestione dal comune la sosta a pagamento. Dal 17 settembre al 31 dicembre la società ha versato nelle casse comunali quasi 610.000 euro. Abbiamo avuto qualche disavventura con i parcometri, purtroppo questi parcometri siamo stati il primo comune in Italia a testarli e abbiamo pagato pegno. Però adesso diciamo stanno andando abbastanza bene
e stiamo incassando anche tanti soldi. Siamo riusciti a fare il frazionamento a favore dei cittadini e turisti e vorrei dare un dato significativo. Apico versava nelle casse comunali 1 milione all'anno, noi ne verseremo 2,5 milioni. Saranno settimane intense sulla strada di Portofino perché fra i ponti di aprile e l'inizio vero e proprio della stagione estiva ci sono ancora tanti lavori da fare. La sistemazione dei servizi sotto il piano stradale, il completamento dei marciapiedi, il ripristino delle passerelle e l'asfaltatura. Stamane Città Metropolitana ha fatto il punto con i sindaci e i responsabili delle ditte incaricate, 5 quelle che inizieranno lunedì a lavorare nella zona in cui si viaggia ora a senso unico alternato fra la Cervara e Paraggi. Qui da lunedì inizieranno i lavori per ripristinare le passerelle e per completare i lavori di sistemazione, laddove la mareggiata aveva inghiottito del tutto la strada. Sarà rifatto il marciapiede e sistemata la parte a monte. Intanto, sempre la prossima settimana, verranno sistemate le tubature per il gas lungo un tratto di 50 metri. La settimana successiva verrà rifatta la pavimentazione lungo un tratto di 250 metri e subito dopo i reti dovrà effettuare uno scavo per ripristinare 250 metri di tubature. Al termine di questi interventi sarà rifatta tutta la pavimentazione lungo il tratto compreso fra il Covo di Nord-Est e la Cervara. Una serie di lavori che dunque andranno portati avanti in rapida successione e molto probabilmente portando qualche disagio al già consistente afflusso turistico della zona. I cantieri si sono fermati per i ponti di fine aprile e ora occorre accelerare, anche perché Città Metropolitana aveva già programmato di effettuare lavori di messa in sicurezza in 2 zone dove sono note alcune criticità dalla mareggiata ad oggi e ha deciso di verificare se ci sono altri punti che meritano un intervento specifico, anche se, assicura Pietro Bellina del Servizio Lavori Pubblici, non ci sono punti che destano particolari preoccupazioni. L'obiettivo è quello di arrivare a giugno e garantire la riapertura della strada a doppio senso di marcia. Il Banco Alimentare compie 30 anni, per l'occasione sono state organizzate diverse manifestazioni. A Genova si svolge nel centro di Bolzaneto dove hanno sede i magazzini. Un momento anche per fare il bilancio dell'attività svolta in questi anni e di come sono cambiati i bisogni delle persone. Parleremo poi dei lavori a Zoagli, sono iniziati quelli di ripristino della passeggiata di Ponente e sono stati sbloccati i fondi del post mareggiata. E infine per la cultura parleremo della conferenza che si è svolta alla Galleria Rizzi di Seste Levante e ha dato via al ciclo di conferenze. Il tema del primo appuntamento è stato il quadro, il dipinto Morte di Euridice della scuola di Giulio Romano. Vediamo i servizi. Il Banco Alimentare in questi anni ha risposto al bisogno crescente di assistenza raddoppiando i volumi di cibo recuperato dalla filiera agroalimentare. A questi si aggiungono gli alimenti provenienti dai piani di intervento sociale dell'Unione Europea e nazionali e quelli donati dai cittadini nel corso della colletta alimentare annuale. Una risorsa fondamentale per le strutture caritative convenzionate. Nel 2018 in Liguria abbiamo recuperato oltre 2000 tonnellate di alimenti e distribuiti appunto alle 394 strutture caritative convenzionate che solo in Liguria aiutano oltre 55.000 persone. Donando il cibo alle strutture caritative, queste possono destinare le loro risorse sia umane che finanziarie per i propri scopi, quindi magari l'aiuto alla persona, l'aiuto alla ricerca del lavoro, il sostegno in tante altre forme. E poi l'altro aspetto è che del cibo che è assolutamente buono e che sarebbe destinato alla distruzione diventa una ricchezza perché acquista un valore sociale per tutte le persone che hanno bisogno, e questo è un aspetto che gratifica molto anche le aziende agroalimentari o i supermercati, cioè chi ci dona il cibo lo fa volentieri proprio perché non vede sprecato tutto il loro lavoro. Dal punto di vista educativo, come avete visto cambiare i rapporti in questi anni di presenza capillare sul territorio? Allora, intanto il tema dello spreco alimentare in questi anni è andato ovviamente aumentando, proprio la sensibilità verso l'eliminazione dello spreco, quindi le persone sono più attente a questo, però certamente c'è ancora molto da fare. È vero, si spreca al momento della produzione, al momento dello stoccaggio degli alimenti, nella grande distribuzione, ma un grande spreco avviene
avviene nelle nostre case, e questo, diciamo, si può migliorare solo con l'educazione nostra. Per celebrare il trentennale del Banco Alimentare in Italia sono stati organizzati eventi in 30 città. A Genova domani nei magazzini di Bolzaneto Open Day con visite guidate e mostra fotografica a partire dalle 11. Dalle 16 gara del campionato mondiale di pesto al mortaio. Sono iniziati la scorsa settimana e hanno già dovuto subire uno stop per la pioggia ed il mare mosso i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente a Zoagli. Con lo sblocco dei 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, la cittadina del Tigullio ha potuto mettere mano alla sua perla, la splendida passeggiata a picco sul mare che per la parte di Ponente collega il centro del paese con alcune attività. Per questo il tratto di passeggiata ad ovest del centro è stata privilegiata nei finanziamenti. I lavori consentiranno la completa ricostruzione di quello che il mare ha distrutto la notte fra il 29 ed il 30 ottobre. L'aspetto finale sarà identico a quello precedente. Un piccolo tratto è già stato ricostruito, ma al momento la passeggiata resta comunque chiusa in attesa del completamento dei lavori, per i quali molto probabilmente ci vorranno un paio di mesi. Le strutture ricettive turistiche che si trovano nella zona potranno quindi poi effettuare i lavori di sistemazione e riaprire. La prima parte dei finanziamenti consentirà, in realtà, di coprire solo una piccola fetta dei lavori necessari per sistemare quello che la mareggiata ha distrutto a Zoagli. Serviranno ancora 1.300.000 euro per sistemare la passeggiata a mare di Levante, che non ospita attività commerciali ed è stata quindi posta in secondo piano nei finanziamenti. Fra 15 giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il conto consuntivo e in quella sede si vedrà se sarà possibile nelle pieghe del bilancio racimolare almeno una parte dei fondi necessari per questo e tutti gli altri interventi. Sulla lista infatti c'è anche il ripascimento delle spiagge, che sono andate perse in parte al 70%, in parte del tutto, e la messa in sicurezza dei moli. È uno dei dipinti più antichi e preziosi che arricchiscono il patrimonio artistico della Fondazione Rizzi di Sestri Levante. La morte di Euridice, opera riferibile alla scuola di Giulio Romano, è stata al centro della conferenza che ha dato il via alla stagione di incontri della galleria ospitata nel Palazzo di Via dei Cappuccini, che si affaccia sulla baia di Portobello. In particolare il suo autore, discepolo prediletto di un maestro del Rinascimento, Raffaello, del quale è ereditò la bottega alla morte avvenuta a soli 37 anni. Alla morte di Raffaello, 1520, lui diventa il capo della bottega fino al 1524 circa. C'è addirittura da pensare che molti quadri dell'ultimo Raffaello sono stati fatti insieme tra Raffaello e Giulio Romano, e persino noi storici dell'arte alle volte facciamo fatica a determinare dove finisce la mano di Raffaello, dove inizia Giulio Romano, questo per far capire la qualità del dipinto. E al discepolo di Raffaello è dedicata un'importante mostra che in autunno sarà ospitata nel Palazzo Ducale di Mantova, che per l'occasione riaprirà anche alcune sale chiuse dal terremoto del 2012. Un'esposizione che vede stringersi sempre più la collaborazione con il Museo Parigino del Louvre. La conferenza, promossa dalla Fondazione Rizzi di Sestri Levante, è stata come un'anticipazione di questo evento che ha voluto mettere in luce uno dei tanti tesori custoditi nella galleria. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare un'anticipazione perché abbiamo nella nostra collezione un'opera della bottega di Giulio Romano, e abbiamo invitato quindi un illustre conferenziere, critico d'arte di Mantova, che appunto ci porterà a conoscere bene questa nostra opera. Il nostro compito è quello di valorizzare le opere che sono in museo, le opere che riguardano più secoli, dal 1400 al 1800. Ancora ai temi dell'informazione nei nostri telegiornali. Nella giornata di sabato abbiamo dato voce alla firma della Carta di Assisi. È stato firmato questo documento, un decalogo per un'informazione che non crei muri e porti avanti una comunicazione etica. A Genova intanto, sempre in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, si è svolto un incontro su questi temi. E poi, per quanto riguarda il nostro territorio, sempre di informazione parliamo, la storia di Foto Mariuccia, una fotografa che ha
percorso i tempi. A Chiavari è stato realizzato un volume che ne raccoglie appunto gli scatti più importanti. Vediamo. Scrivere degli altri quello che si vorrebbe scritto di se stessi, non temere di dare una rettifica, dare voce ai più deboli difendendone la dignità e ancora imparare il bene di dare i numeri e i dati giusti, usare le parole per costruire ponti e non muri, proteggere la verità dei fatti, non essere autoreferenziali, usare bene il web, mettere in contatto le persone e dare corpo e sostanza a tutte le notizie. Sono i punti che danno forma e sostanza alla Carta di Assisi, firmata a Roma nella sede della Federazione della Stampa, per spronare una comunicazione attenta alla costruzione di ponti e di pace. Il Decalogo, unico nel suo genere, vuole rappresentare una guida per il giornalismo e il mondo dell'informazione affinché non ci siano più muri mediatici e parole usate come pietre. E di informazione corretta, sempre in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, si è parlato a Genova nel corso dell'incontro con padre Francesco Occhetta, redattore di Civiltà Cattolica che si occupa di questioni sociali e di diritto. La libertà di stampa ha la funzione di costruire e ricostruire nella storia un ethos condiviso, che significa incontrare la diversità nello spazio comune e renderla pacifica. Questo è fondamentale per noi. Anche Papa Francesco, in un messaggio pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ha ribadito la necessità di un giornalismo libero al servizio del vero, del bene, del giusto, un giornalismo che aiuti a costruire la cultura dell'incontro. E uno dei temi toccati nel corso dell'incontro genovese è stato proprio la questione delle false notizie e della disinformazione, molto spesso veicolata attraverso i canali social e internet. Ho detto che l'80% delle notizie che si vedono non vengono riconosciute false, per cui la gente non sa distinguere, e questo è attraverso l'educazione, attraverso un'educazione a distinguere la notizia da quella vera da quella falsa e soprattutto alle fonti a cui uno si ispira. E nella rete molto dipende anche dalla fiducia con cui uno interloquisce e si connette. La storia, raccontata per immagini, parla del passato, ma è il sapore dell'attualità proiettata al futuro. Maria Darlini, in arte Foto Mariuccia, è stata una donna che ha precorso i tempi. Fotoreporter per l'edizione del Levante del secolo XIX, 60 anni fa, nel momento della nascita della redazione chiavarese. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 10 anni di storia del territorio in uno snodo cruciale tra il dopoguerra e l'inizio degli anni 60. Alcuni degli scatti più significativi sono stati raccolti da Giorgio Getto Viarengo in un volume. Riguardare quelle foto ci permette di fare un viaggio cronologico in un pezzo, in un momento della storia di Chiavari dove il dopoguerra è finito e inizia la Chiavari della modernità dei nostri giorni. Tra luci e ombre, nel senso che tante cose non sono state fatte bene, altre invece sono state fatte benissimo e danno a Chiavari questa vivibilità e questa straordinaria lucentezza a questa città. Per la redazione del secolo XIX parlare di Foto Mariuccia è parlare di una persona di famiglia. I figli di Maria, Giorgio e Mario Sanguinetti, e oggi i nipoti Luca e Mauro, hanno proseguito la tradizione di famiglia, continuando a collaborare con il giornale che proprio quest'anno festeggia 60 anni di attività sul territorio. È un giornale che appunto ha aperto la sua prima redazione qui a Chiavari nel 59, ha creduto che fosse giusto aprirla nonostante non fosse questo un capoluogo di provincia, perché le altre redazioni sono state aperte solo in capoluoghi di provincia. E però questo è stato significativo perché allora gli editori avevano visto lungo, avevano capito che questo territorio per le sue caratteristiche, le sue specificità era un territorio a sé stante rispetto alla grande Genova e aveva bisogno di essere raccontato adeguatamente, quindi ci fa piacere 60 anni dopo essere gli eredi di questa intuizione ed essere ancora qui a raccontare la storia del nostro territorio. Siamo al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana, spazio al nostro approfondimento che è dedicato alla politica amministrativa. È tempo di bilanci, questo di approvazione di bilanci consuntivi per i comuni del nostro territorio. Rapallo ha votato il suo, chiudendo così il ciclo amministrativo in vista del rinnovo delle prossime elezioni amministrative. Lo hanno fatto anche i comuni di Sestri Levante e di Chiavari e su questo abbiamo appunto il nostro approfondimento. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la settimana, l'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Il Consiglio Comunale di Sestri Levante ha approvato il conto consuntivo per il 2018 con i 10 sì della maggioranza, il voto contrario dei 5 consiglieri di opposizione Conti, Stagnaro, Benedetti, Armanino e Smeraldi e l'astensione di Sturla del Movimento 5 Stelle. Le entrate accertate sono state pari a 30.354.000 euro, di cui circa la metà da tributi. Non ci sono stati aumenti di imposte e tariffe, mentre la lotta all'evasione fiscale ha fatto registrare il recupero di 600.000 euro. L'avanzo finale è di circa 2.800.000 euro. Le voci più significative della spesa corrente si riferiscono all'acquisizione di beni e servizi con il 54%, al personale con il 27%, ai trasferimenti correnti per il 10%, a imposte e tasse a carico del comune per il 3%, mentre gli interessi passivi sui mutui incidono per il 2,5%. A questo proposito l'amministrazione comunale sottolinea il calo dell'indice di indebitamento, che è sceso negli ultimi 5 anni di oltre 2 milioni di euro. Il taglio della spesa corrente è confermato dalla riduzione dei costi del personale, che si assesta a 5.700.000 euro, in calo rispetto ai 6.700.000 euro di media del triennio 2011-2013. Ma su questi 2 punti si sono concentrate le critiche dell'opposizione. Per Marco Conti, di Riprenditi Sestri, Sestri Popolare, ci sono 3 criticità. La prima è la rigidità dell'ammontare della spesa corrente, che si assesta sempre sopra i 20 milioni di euro. Per Conti in particolare il calo delle spese di personale dovute ai pensionamenti naturali non rimpiazzati da nuove assunzioni. La seconda è l'elevato indebitamento, in calo sì, ma comunque alto. E la terza, sottolineata anche dai revisori dei conti, è il mancato incasso delle previsioni di entrate dalle sanzioni amministrative per il codice della strada, stimate in circa 1 milione di euro. Di questi il Comune incassa solo la metà. La sindaca Valentina Ghio e l'assessore al bilancio Pietro Gianelli sottolineano la tempestività dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, al di sotto dei 50 giorni, e la solidità dei bilanci delle partecipate, in particolare Stella Polare per i servizi alla persona e Mediaterraneo Servizi per la promozione della città. I bilanci delle 2 società chiuderanno in attivo, il che però per l'opposizione non significa automaticamente risparmio sui servizi esternalizzati. Infine, secondo l'amministrazione comunale va sottolineato il mantenimento dell'imposizione fiscale ai livelli dell'anno precedente grazie alla riduzione della spesa e alla razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse. 19 milioni d'avanzo d'amministrazione, 23 milioni di fondo cassa. Sono le cifre su cui ruota la gestione economica del comune di Chiavari emerse nell'ultimo consiglio. Un bilancio in salute, addirittura, spiega il sindaco, nell'ultimo anno il fondo cassa è salito di 3 milioni. L'avanzo verrà così ripartito: 8 milioni vincolati per legge al fondo crediti, 3 accantonati come riserva, 1.200.000 euro circa per estinguere una parte di mutui e ridurre l'indebitamento. L'indebitamento di questo comune non è eccessivo, però ci ritenevamo, data la consistenza dell'avanzo di amministrazione, di poter dedicare una quota quest'anno alla riduzione. L'anno prossimo contiamo di intervenire nuovamente e arrivare alla fine del mandato di questa giunta con una riduzione completa, con un'eliminazione dell'indebitamento. Ciò produce ovviamente, oltre a rendere l'ente da un punto di vista economico-finanziario più solido, consente anche minori spese in termini di restituzione annua e di interessi. La rimanenza sarà usata per gli investimenti. Una parte di questi è già stata approvata a dicembre nel bilancio di previsione. Tra i tanti figurano 1,5 milioni per la messa in sicurezza del Rupinaro e 300.000 euro per l'acquisizione del primo tratto della strada interpoderale di Caperana. Poi lavori di manutenzione di strade marciapiedi, asfaltature, incarichi progettuali, 150.000 euro per le piste ciclabili. Gli altri lavori invece sono di quest'anno, alcuni devono ancora passare in consiglio. Prevista la ristrutturazione del padiglione del tè al Parco Rocca per 400.000 euro e il rifacimento del tetto del palazzetto dello sport di San Pier di Canne con l'inserimento di pannelli fotovoltaici per 550.000 euro. Tra i progetti in itinere il sindaco ricorda quello per raddrizzare i pennelli delle spiagge, l'ampliamento del parcheggio a Caperana all'altezza del Bar Fox e infine l'acquisizione dell'area di fronte alle caserme per allargare la strada.